Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. La strage di Capaci, 33 anni dopo, Palermo rivive il giorno del ricordo nel nuovo museo del presente. I cimeli con l'agenda e la poltrona di Falcone, 200 bambini sulla nave della legalità, poi il corteo della memoria, nel pomeriggio la lettura dei nomi di tutte le vittime di mafia. Ma la verità è ancora lontana. Per il ministro dell'Interno Piantedosi è una mafia che spara meno, ma non per questo meno insidiosa. Fiammetta Borsellino, depistaggio e ferita ancora aperta. Anche Catania ricorda Falcone, donati a Villa Fazio gli alberi della legalità con il progetto Capaci di crescere. La strage di Altavilla Milicia, prima di essere uccisa, la madre Antonella Salamone tentò di chiamare il 112, ma le poche parole disperate vennero scambiate per uno scherzo. È un dettaglio emerso nel corso del processo. Arrestati 2 agenti penitenziari del Pagliarelli, consegnavano droga e telefonini, sequestrati circa 80 cellulari che arrivavano a costare 10 volte di più che all'esterno. Catania, la spiaggia libera numero 1 della Playa, non trasloca, anzi raddoppia a breve la pulizia del litorale. Basket, Trapani sbanca Reggio Emilia per 90-83, ottiene il pass per la semifinale scudetto, un traguardo storico per i Granata. E per il calcio, ultimo allenamento stagionale per il Catania, l'attenzione adesso si sposta alla prossima stagione, situazioni societarie da definire per Trapani e Messina. La strage di Capaci, 33 anni dopo, Palermo e l'Italia intera rende omaggio alle vittime. Maria Falcone ha inaugurato il Museo del Presente, all'interno l'agenda del giudice ucciso e la sua poltrona. Diversi gli appuntamenti in programma oggi. Sentiamo Marco Gullà. Un boato che ha squarciato il silenzio, un boato che ha cambiato la storia del nostro paese. 33 anni fa la strage di Capaci, simbolo della tragica e orribile violenza mafiosa. Numerose, anche in questo 23 maggio, le iniziative per commemorare le vittime. Giovanni Falcone, la moglie, magistrato Francesca Morvillo, gli uomini della scorta, Antonino Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo. Proprio qualche giorno fa la procura di Caltanissetta ha archiviato l'indagine sulla cosiddetta pista nera. Non ci fu il coinvolgimento di soggetti collegati ad ambienti della destra eversiva nell'attentato di Capaci. La giornata della legalità si è aperta stamattina al molo trapezoidale con l'arrivo della barca Mare Nostrum Diche, confiscata agli scafisti, protagonisti 200 bambini saliti a bordo dell'imbarcazione. Apre al pubblico il Museo del Presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, promosso dalla Fondazione Falcone. Al battesimo i ministri alla giustizia Carlo Nordio, all'interno Matteo Piantedosi e alla cultura Alessandro Giuli. Ci voleva questo museo, ha detto Maria Falcone, temevo che tutto questo patrimonio si disperdesse. E nel Museo del Presente, oltre all'agenda di Giovanni Falcone che vediamo in queste immagini, anche la poltrona del giudice. Si era una volta rotto il menisco e allora doveva stare con la gamba rilassata a posto e aveva esami all'università. Allora papà gli organizzò una tavoletta che appoggiava da qua là e lui sopra la tavoletta studiava per il suo esame e questa era la sua. Alla caserma Pietro Lungaro della Polizia di Stato, deposizione di una corona d'alloro ai piedi della lapide dell'ufficio scorte. Alle ore 15 partirà da Piazza Verdi, invece davanti al Teatro Massimo un corteo cittadino, espressione dell'antimafia sociale, che si concluderà in via Giacomo Leopardi. Tutti poi in via Notar Bartolo davanti all'Albero Falcone, dove alle 17:58, all'ora della strage, suonerà il silenzio. Ma la verità è ancora lontano, è una mafia che spara meno, ma non per questo meno insidiosa, ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Per Pietro Grasso bisogna ancora cercare la verità. Marco Gullà. Tutta la vita deve tendere alla verità e alla giustizia, questo è stato il motto principale che mi ha ispirato per tutta la vita, quindi non può mancare.
Verità e giustizia è quella che anche in questo 23 maggio ministri e istituzioni chiedono a gran voce. Nell'evento principale di Palazzo Jung i ministri Nordio, Piantedosi e Giuli affrontano il problema mafia a distanza di 33 anni dal terribile attentato di Capaci. Per il ministro degli interni Matteo Piantedosi la mafia tende a sparare meno e a spargere meno sangue, ma non per questo è meno insidiosa, perché contamina le istituzioni pubbliche e le principali stazioni appaltanti. Per il ministro della giustizia Carlo Nordio la magistratura ha fornito un contributo di sangue enorme. Tra il 77 e l'82 sono stati uccisi tanti magistrati, ha detto il ministro. Un magistrato sa il rischio che corre, soprattutto quando si occupa di certe indagini delicate e anche quando non è in prima linea e anche quando non è famoso, e vorrei fare l'esempio del beato Rosario Livatino. Alla cerimonia per l'anniversario della strage di Capaci presente anche Don Ciotti di Libera. Siamo passati dal crimine organizzato mafioso al crimine normalizzato, della testa di tanta gente. Allora ci vuole continuità, maggiore condivisione, ma anche una corresponsabilità. Noi come società civile vogliamo collaborare con le istituzioni se fanno le cose giuste, ma abbiamo il dovere di essere una spina al fianco se non fanno le cose che devono fare. Non c'è altro modo di onorare la memoria di Falcone e Borsellino se non cercando la verità sul più grave depistaggio della storia giudiziaria del Paese e su un errore giudiziario senza precedenti che è una ferita ancora aperta, ha invece detto Fiammetta Borsellino, figlia del giudice ucciso nel 92. In questa giornata è arrivata al porto di Palermo la Mare Nostrum Dike, un barcone usato dagli scafisti, oggi trasformato in nave della legalità. Sentiamo Orazio Longo. All'inizio era Oceanis 473, imbarcazione con 104 persone a bordo, donne, bambini, anziani, ospitati in un ammasso di sporcizia e con la paura dipinta negli occhi, profughi trasportati da scafisti senza scrupoli dalla Turchia in navigazione per 5 giorni, rintracciati a 30 miglia a sud di Pozzallo. Oggi è Mare Nostrum Dike, nave della legalità attraccata al porto di Palermo per ospitare nel giorno della memoria della strage di Capaci gli studenti siciliani, ricordando Giovanni Falcone e con lui Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cille e Antonio Montinaro, tutti vittime di mafia. Un progetto che vuole narrare la legalità a partire dall'esperienza di Giovanni Falcone proprio qui a Palermo, e l'Archeo Club attraverso questi viaggi con la barca della legalità, che toccando diversi posti vuole in qualche modo riprendere da una parte il viaggio di Ulisse, ma dall'altra parte anche questo desiderio di portare nei porti questo dono prezioso. A patrocinare la spedizione della Mare Nostrum Dike, l'Assemblea regionale siciliana, alle 17:58 un minuto di silenzio. È stato quel momento scioccante che ha scosso appunto questa città e noi come Archeo Club nazionale abbiamo deciso di essere qui ogni anno in questa data, proprio a portare non solo testimonianza ma anche esperienza. Dopo Palermo la Mare Nostrum Dike sarà il 27 maggio a Messina per poi ripartire il 31 maggio per Vibo Valentia e Salerno. E anche Catania commemora questa giornata con una serie di iniziative. A Villa Fazio donati alle scuole gli alberi della legalità. Tonino De Mano. A differenza degli ultimi anni, Catania si ritrova a commemorare la strage di Capaci con una leggera pioggia e con una giornata non certo primaverile. Ombrelli aperti a Villa Fazio e tanta voglia di stare insieme nel segno della legalità. Giovanni Falcone avrebbe certamente gradito, ed è per lui, per la moglie Francesca Morvillo e per gli agenti della scorta, che questi ragazzi hanno sfidato le intemperie pur di esserci. Inno nazionale in apertura, poi la consegna degli alberi della legalità alle scuole partecipanti, gesto simbolico perché agli alberi stessi ci si potrà aggrappare nei momenti di difficoltà. 33 anni fa i ragazzi che vedete in questa tribuna non c'erano, eppure conoscono frasi e pensieri di Giovanni Falcone. La memoria va coltivata in un paese che a volte è troppo smemorato, rimuove con troppa facilità quello che è accaduto in questo paese. Una manifestazione di questo tipo, anche col gesto simbolico della consegna di un albero di olivo alle varie scuole, è un gesto di rimembranza e richiama tutti questi ragazzi alla necessità di curare questo paese, di curare la democrazia di questo paese, di contrastare le mafie.
non solo il 23 maggio. Villa Fazio è più di un seme, come ribadisce Chiara Angelica, presidente dell'associazione C'era Domani Librino. Villa Fazio è famiglia, tutti i pomeriggi i bambini vengono qua a fare diverse attività, il nostro impegno per fare legalità è tutti i giorni, non solo il 23 maggio. Riciclo creativo, nozioni di primo soccorso, laboratori artistici, sport, ambiente e cultura, per non dimenticare le vittime di mafia. Il nostro appuntamento con Sicilia 24 Focus sarà dedicato oggi al ricordo della strage di Capaci, ospiti di Roberta Lunghi e Elisa Furnari della Fondazione Bene, in collegamento da Palermo Marco Gullà, pochi minuti dalla partenza del corteo cittadino di oggi, e poi l'attrice Ester Pantano nelle sale con il film Francesca e Giovanni, nella quale interpreta il ruolo di Francesca Morvillo. L'appuntamento è dopo il TG su Telecolor alle 14:30 in streaming sulla siciliaweb.it. Cambiamo adesso argomento. Torniamo ad occuparci della strage di Altavilla Milicia. Prima di essere uccisa, Antonella tentò di chiamare il 112, ma le poche parole disperate vennero scambiate per uno scherzo. È uno dei dettagli emersi al processo in corso. Una disperata telefonata al 112 nel cuore della notte. La voce che grida aiuto, carabinieri, aiuto, è quella di Antonella Salamone, vittima insieme ai due figli, Kevin ed Emanuel, della strage di Altavilla Milicia. È la notte del 7 febbraio 2024, sono le 4, quando la donna riesce a sottrarre il cellulare al marito proprio durante le torture subite in casa, prima che questo le fosse sottratto da uno degli aguzzini. Una chiamata di pochi secondi, poi l'operatore in centrale quella notte richiama il numero senza ottenere risposta e per questo classifica tutto come uno scherzo. Il drammatico particolare emerge dalle dichiarazioni di un brigadiere incaricato di analizzare i tabulati telefonici nell'ultima udienza del processo davanti alla Corte di Assise di Palermo, che vede imputati Giovanni Barreca, padre e marito delle vittime, e la coppia di amici Massimo Carandente e Sabrina Fina. Un'udienza lunga e drammatica. Sono infatti stati visionati in aula i video condivisi in un gruppo WhatsApp che includeva gli accusati al processo e che documentano quanto accaduto nella villetta di Altavilla nei giorni dell'orrore. Ci sono gli interrogatori ad Antonella Salamone, ad Emanuel, a Kevin circa la presenza del demonio in quella casa. Chi ti ha mandato? Chiedono i tre aguzzini al piccolo di soli 5 anni. Il bambino, terrorizzato e molto sofferente per le torture inflitte, risponde: il diavolo. Dietro le sbarre, intanto, i tre imputati hanno ascoltato senza tradire emozioni. Arrestati 2 agenti penitenziari del carcere Pagliarelli di Palermo, consegnavano droga e telefonini. Ne sono stati sequestrati circa 80 che arrivavano a costare 10 volte più che all'esterno. Manlio Viola. Una vera e propria organizzazione criminale che operava all'interno del carcere di Pagliarelli e riusciva a gestire i traffici dall'esterno per far giungere ai detenuti stupefacenti e cellulari. Lo hanno scoperto i carabinieri e la polizia penitenziaria con una indagine congiunta coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo. Un'inchiesta durata 2 anni, essendo iniziata nel 2023 e che oggi ha portato a 12 ordinanze restrittive della libertà eseguite fra Palermo, Catania e Padova. 7 le ordinanze che sono state notificate a persone già detenute, 5 al di fuori del carcere. Le accuse sono di corruzione, accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione, associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, spaccio di sostanze stupefacenti e tanto altro. Base e destinazione finale del traffico era proprio il carcere palermitano di Pagliarelli. La banda si avvaleva anche della collaborazione di agenti di polizia penitenziaria corrotta. Secondo l'accusa, le guardie carcerarie avrebbero chiuso un occhio in cambio di mazzette. Per il traffico venivano impiegati familiari, carcerati ammessi al lavoro esterno ed agenti. I telefonini e lo stupefacente trasportati illegalmente all'interno delle sezioni carcerarie venivano ceduti a prezzi molto più alti rispetto a quelli praticati al mercato esterno, anche 10 volte. Chi si opponeva alla banda veniva pestato e gli agenti di polizia penitenziaria lasciavano fare o comunque opponevano una blanda resistenza alle violenze dei capi della banda di detenuti. Comportamenti che, scrivono i magistrati, hanno creato una situazione di pericolo per i colleghi della polizia penitenziaria più onesti e per la fascia più debole dei detenuti. Durante le indagini sono stati sequestrati 56 microcellulari, 25 smartphone, 20 SIM card e oltre 1 chilo di stupefacenti fra cocaina, crack, hashish e marijuana. In alcune perquisizioni domiciliari eseguite la notte scorsa, i carabinieri di Catania hanno poi trovato a casa di uno degli arrestati 5 kg tra cocaina e crack, 9.700 euro in contanti e armi. A Palermo invece i militari dell'Arma e gli agenti di polizia penitenziaria hanno scoperto a casa degli indagati complessivamente durante l'inchiesta 120 dosi di
hashish e marijuana e 1.200 euro. C'è anche il cantante catanese Nico Pandetta fra gli indagati di questa inchiesta. Dalle immagini è emerso infatti che Pandetta, detenuto in Calabria, voleva telefonini ed era disposto a pagare 1.000 euro. Nella notte tra il 1° e il 2 maggio il trapper Baby Gang aveva mostrato proprio un video di Pandetta durante il concerto One Day alla Playa di Catania. Ne seguì una perquisizione e fu trovato nella sua cella appunto un telefonino. Restiamo in tema perché anche nel carcere di Siracusa a Cavadonna sono stati trovati 15 cellulari e droga. Durante una perquisizione straordinaria sono stati aggrediti anche alcuni agenti di polizia penitenziaria. Si avvicina l'estate, niente solarium a Piazza Europa a Catania, ma la spiaggia libera numero 1 non trasloca. Si era parlato di un ridimensionamento, ma il Comune di Catania ha trovato un'altra soluzione. Tonino De Mana. Il solarium di Piazza Europa non ci sarà e si sapeva, ma le spiagge libere della Playa ci saranno tutte e 3 e soprattutto la spiaggia libera numero 1 non trasloca, anzi avrà un ulteriore spazio aggiuntivo. Riunioni fiume e trattative sembra abbiano portato ad una decisione definitiva che sgombra il campo dalle polemiche e può dar via finalmente alle operazioni di bonifica dell'arenile. Come da tradizione si comincerà dalla spiaggia libera numero 3. Si inizierà dalla spiaggia libera numero 3, cercheremo anche di consegnare insieme alla spiaggia numero 3 anche sicuramente già quasi pronto il solarium di San Giovanni Licuti, quello che è adibito anche ai diversamente abili, e subito dopo anche quello del nautico. Come detto, la spiaggia libera numero 1 non subirà spostamenti o ridimensionamenti, anzi. Stiamo cercando per trovare una soluzione per mantenere le spiagge quelle che vi sono aperte e perché no, forse dare una possibilità in più, cercando di aprire anche un barco per gli anni futuri per qualche spiaggia nuova. La spiaggia libera numero 1 quindi non lascia ma raddoppia? Possibilmente stiamo proprio in queste ore stiamo lavorando per raddoppiare le spiagge. Capitolo solarium, cantieri aperti ad Ognina e a San Giovanni di Cuti. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con altre notizie. Slitta la sentenza nel processo d'appello a Giuseppe Rugolo, il sacerdote condannato per abusi sessuali su minori. Assente la vittima convocata in Vaticano. Sentiamo Gerry Italia. La sentenza d'appello per Don Giuseppe Rugolo non arriverà il prossimo 27 maggio, lo ha annunciato Secca, la presidente della prima sezione penale della Corte d'Appello di Caltanissetta, Roberta Serio, al termine di una seconda udienza che si è chiusa con molte più ombre che certezze. Rugolo, condannato in primo grado a 4 anni e mezzo per violenza sessuale su minori, non era presente e per la prima volta non c'era neppure la voce del giovane archeologo Antonio Messina che lo ha denunciato, né la sua avvocata Eleanna Parasiliti. Sono stati convocati in Vaticano, ha spiegato il legale di parte civile Giovanni Di Giovanni, lasciando intendere un intervento diretto della Santa Sede. In aula intanto è scontro tra le parti. L'avvocato Mauro Lombardo, che difende la parrocchia di San Giovanni dove sarebbero avvenuti gli abusi, attacca la sentenza di Enna. Secondo il legale le indagini sarebbero state superficiali e tanti aspetti non sarebbero mai stati approfonditi. Gabriele Cantaro, legale della Curia, ha denunciato un accanimento mediatico contro il vescovo Rosario Gisana e ha contestato la legittimità della citazione in giudizio. Andava citata la diocesi, ha ribadito in aula, non la Curia, che è solo un ufficio. Intanto c'è attesa per l'udienza predibattimentale che si celebra al Tribunale di Enna il prossimo 26 maggio e che vede imputati per falsa testimonianza proprio il vescovo della diocesi di Piazza Armerina, Rosario Gisana, il suo vicario giudiziale e attuale parroco della Chiesa Madre di Enna, Vincenzo Murgano. Secondo l'accusa avrebbero mentito sotto giuramento durante il processo a Rugolo. 2 minori sono stati trasferiti in comunità su ordine del GIP del Tribunale per i minorenni di Messina. Sono accusati di estorsione ai danni di un anziano, danneggiamento e oltraggio a pubblico ufficiale. I ragazzi, già destinatari di un DASPO Willy, avevano minacciato la vittima, un anziano, per ottenere birra e sigarette. Ubriachi avevano poi vandalizzato il centro e aggredito gli agenti. L'ordinanza arriva dopo mesi di violazioni e comportamenti violenti. 1200 metri quadri di rifiuti speciali andati in fiamme in un'azienda per lo smaltimento a Carini, in provincia di Palermo. Sentiamo Desiree Ferlito. Sono ancora in corso le operazioni dei Vigili del Fuoco per spegnere l'incendio divampato la scorsa notte nell'azienda di rifiuti speciali Pangea a Carini, in provincia di Palermo, e andranno avanti ancora per molte ore.
1.200 metri quadri andati in fiamme, più di 10 mezzi dei vigili del fuoco impegnati, oltre 30 uomini coinvolti nelle operazioni di spegnimento andate avanti senza sosta dalla notte scorsa. Il capannone è andato completamente distrutto. Le fiamme sono divampate attorno a Luna, ancora da accertare le cause. I tecnici dell'ARPA hanno già effettuato una campionatura per valutare la qualità dell'aria, per escludere il rischio di diossina per i non lontani centri abitati della zona. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva per parlare di basket e anche di calcio. Cominciamo con il basket e con il Trapani che sbanca a Reggio Emilia e ottiene il pass per la semifinale scudetto, un traguardo storico per i Granata. Camarasana. Nel confronto con Reggio Emilia la Trapani Shark si aggiudica anche gara 3 ed è in semifinale nei playoff scudetto. Avvio stentato della squadra granata come nelle due vittoriose partite precedenti. Nella seconda frazione va sotto anche di 9 punti, rimane 5 minuti a guardare gli altri fare canestro, ma dopo il riposo lungo dà maggiore intensità alle sue giocate, ritmo che non viene retto da Reggio Emilia che crolla la distanza. A fissare il punteggio finale sul 90-83 per i siciliani, una tripla di Longston Galloway, migliore in campo con 19 punti e autore di alcuni canestri spettacolari. In semifinale Trapani ha più probabilità di incontrare Brescia, ieri sera vittoriosa su Trieste, portandosi sul 2-1 nella serie delle 5 partite. E quello di oggi potrebbe essere stato l'ultimo allenamento stagionale per il Catania. L'attenzione adesso si sposta al mercato, situazioni societarie da definire per Trapani e Messina. Francesco Triolo. I play-off da spettatore, in alcuni casi anche interessato. Il Catania programma già la prossima stagione. Da quando è tornato Grella in città sono diverse le riunioni che si stanno susseguendo nel quartier generale rossa-azzurro. Sono diversi infatti i temi da affrontare, come il futuro di Torre del Grifo, ma quello tecnico è uno dei più preeminenti in questo momento. La dirigenza etnea guarda per esempio al cammino della Ternana nei play-off. Il futuro dei due ex Cicerelli e Cianci dipende anche da quello. Cicerelli, 19 gol e 9 assist quest'anno, ha una clausola per il riscatto automatico degli umbri in caso di promozione, mentre per Cianci a Ternana ha un'opzione da esercitare entro il 14 giugno, a prescindere da come finiranno i play-off, altrimenti tornerebbero al Catania. Chi non tornerà invece è Adamonis, ceduto lo scorso gennaio al Sud Tirolo in Serie B con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato alla salvezza. Obiettivo raggiunto. Per il resto sono iniziate le valutazioni del gruppo che ha concluso il campionato e che oggi potrebbe aver svolto l'ultimo allenamento della stagione. Anche a Trapani è tempo di programmazione, ma si deve fare i conti anche col deferimento per la vicenda dei crediti d'imposta. La società Granata dovrebbe essere penalizzata di 4 punti da scontare in questa stagione senza conseguenze e altri 4 nella prossima. A Messina, dopo la retrocessione, l'attesa è per conoscere il futuro del club e capire se ripartirà dalla Serie D o, considerata l'istanza di fallimento presentata dalla Procura, fallirà per la terza volta in 17 anni. Si cerca una via d'uscita che possa almeno salvare il titolo, ma i debiti da coprire superano il €1.000.000 e per l'iscrizione in quarta serie occorre pagare anche stipendi e contributi dell'ultimo campionato di Serie C. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio adesso a Sicilia 24 Focus, condotto da Roberta Lunghi e dedicato all'anniversario della strage di Capaci. Grazie a tutti, un buon pomeriggio.